Uno di anni ne ha 17, gli altri tre tra i 18 e i 20, tutti soggetti già noti alle forze dell'ordine nonostante la giovane età. Questa è la caratteristica che hanno in comune i quattro ragazzi individuati dai carabinieri della tenenza di Oderzo quali autori della rapina ai danni di un quindicenne di San Dona di Piave. I fatti il 6 marzo scorso alla stazione delle Corriere, a pochi passi dal centro, dove la vittima prima è stata accerchiata, poi immobilizzata e derubata del portafogli, al cui interno c'erano 20 euro. Di fronte alla reazione del quindicenne la minaccia con un coltello, attimi di paura riportati ai genitori e poi ai militari dell'Arma che per circa 2 settimane hanno incrociato identikit e immagini della videosorveglianza, telecamere che in questo angolo di Oderzo non mancano. Certo, devono essere telecamere ad alta risoluzione perché altrimenti l'identificazione è più difficile o comunque devono esserci la lettura delle targhe perché quella è diciamo inequivocabile. E sicuramente servono e sicuramente però, torno a dire, servono le denunce. Quindi raccomando ai ragazzi di non avere atteggiamenti omertosi ma di denunciare sempre qualsiasi cosa. Resta però un senso generalizzato di impunità, gli stessi componenti della baby gang sono per l'appunto volti conosciuti. Poi però la giustizia deve fare il proprio corso e quindi da questo punto di vista tutti noi auspichiamo la certezza della pena principalmente. Devianza o disagio giovanile, fenomeni al limite, tra gli stessi ragazzini se ne parla proprio alla fermata del bus. Non c'è molto da fidarsi, anche per gli adulti c'erano un sacco di persone un po' non affidabili. Soprattutto la sera si fa molto paura. L'anno scorso che addirittura alla luce del giorno, che era proprio in orario scolastico circa, che c'era uno che si faceva in vena, quindi sì, non mi sento tanto al sicuro. Area che resta monitorata, anche i locali tengono le antenne alzate, il bar Piramide in 30 anni di attività è diventato un vero e proprio presidio. Noi siamo aperti dalle 6:30 di mattina fino alle 2 di notte, quindi sostanzialmente durante il giorno l'area è sempre controllata, se abbiamo qualche problema abbiamo un buon rapporto con i carabinieri di Oderzo che fanno sempre un ottimo lavoro. Sicurezza che si fa in tanti modi, talvolta semplicemente parlando. Ad esempio io domenica sono venuto qui, c'erano dei ragazzi seduti qui sul plateatico, avevano spostato un po' le sedie e gli ho detto ragazzi guardate che qui l'area è videosorvegliata, state pure seduti però voglio che mettiate tutto a posto poi. 10 minuti dopo mi hanno sistemato tutto plateatico, cioè basta andare a volte anche con le buone maniere e i ragazzi capiscono.